Lunedì 26 settembre, Santi Cosimo e Damiano. È il 269esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 96 al termine. Il sole sorge alle 7:02 e tramonta alle 19:01. La luna si leva alle 7:23 e tramonta alle 19:27. Il capitano generale Damar, Francesco Morosini, è costretto a concludere la pace coi turchi cedendo loro l'isola di Candia. Imbarcati sulle navi, i profughi veneziani, la quasi totalità della popolazione candiotta, le reliquie, le immagini sacre e gli archivi, dopo 465 anni di dominio veneziano, lasciano l'isola. Le previsioni per domani. Fino a parte della mattinata, tempo ancora variabile e instabile con nubi irregolari alternate a schiarite. Saranno ancora probabili precipitazioni sparse, a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Quota neve intorno ai 2000-2300 metri. In seguito miglioramento con comparsa di schiarite anche ampie. Venti in quota in rinforzo dai quadranti settentrionali con possibili episodi di FON in alcune valli e localmente sulla pedemontana nella seconda parte della giornata. Temperature in generale diminuzione con minime raggiunte in serata.